La collana dell'architetto Rodolfo Ladamora che abbiamo presentato oggi in Consiglio regionale è una sfida per tutti. Ci parla delle persone con disabilità, dell'obiettivo che è personale ma è anche della comunità di raggiungere l'autonomia, ed è per questo che abbiamo voluto fortemente la presentazione in Consiglio regionale, per portarlo all'interno di un'istituzione pubblica importante che deve continuare ad affrontare il tema della disabilità, che può riguardare tutti noi o le persone vicino a noi, i nostri genitori, i nostri nonni, potrà riguardare anche molti dei nostri conoscenti in alcuni periodi della vita che possiamo affrontare. E come quinta commissione vogliamo continuare ad affrontare questi temi e sicuramente a migliorare, anche grazie a produzioni culturali come quelle che oggi ci ha presentato Rodolfo Dalla Mora. Sono testi di facile lettura, è un progetto editoriale che è partito già dal 2022, in questi anni sono usciti 5 volumi, il primo sulla disabilità, la storia, il linguaggio, la condizione e la Convenzione ONU, e poi 4 volumi che sono collegati tra loro, che è l'equazione delle 4A. Quindi un percorso in questo momento di carattere formativo, divulgativo, che ha lo scopo di utilizzare un linguaggio semplice per intercettare un maggior numero di lettori, ma soprattutto quello di formare le comunità, la comunità del mondo della disabilità, ma anche quella di spiegare in parole molto semplici qual è stato il percorso, l'evoluzione culturale, l'evoluzione sociale del mondo della disabilità e della fragilità in generale. Quindi la disabilità, che nel corso degli ultimi 50 anni ad esempio ha avuto una sua evoluzione partendo da termini del primo Novecento col termine menomato invalido, per poi passare a quello di handicappato, persona diversamente abile, cioè un termine che non ha senso, che non ha una logica, per arrivare allo stato dell'arte il termine persona con disabilità. Tutto questo perché? Perché la società è mutata, la condizione e l'evoluzione del concetto di disabilità ha avuto la sua evoluzione, mentre prima si trattava la disabilità prettamente sotto il profilo della malattia, della malattia o del problema legato alla malattia. Allo stato dell'arte siamo arrivati a un concetto di disabilità ampio che tiene conto il modello dell'ambiente, il modello sociale, il modello psicosociale appunto della persona con disabilità, proprio perché la disabilità viene vissuta quotidianamente e bisogna tenere conto quegli aspetti, quelle variabili di vita quotidiana che molto spesso diventano barriere nei confronti dei soggetti che hanno una loro fragilità, una loro condizione di difficoltà rispetto alla società e al mondo stesso. Lavorare come amministratore sulla disabilità significa lavorare in maniera multidisciplinare. Fino ad oggi si è pensato che la disabilità fosse solo una risposta da dare con i servizi sociali o sanitari o con i lavori pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con la presenza del Disability Manager noi abbiamo perseguito altre vie che invece approcciano maggiormente il mondo culturale, quindi un cambio di prospettiva. Ad esempio gli incontri nelle scuole con i ragazzi per far vivere la condizione delle disabilità, ma anche con il mondo della cultura per rendere accessibile il patrimonio culturale e non solo i luoghi della cultura di Treviso, e da qui tutta una serie di lavori fatti con le associazioni del territorio. Quindi un'amministrazione comunale sulle disabilità con il giusto approccio può fare tantissimo. Noi come casa editrice ci occupiamo soprattutto di pubblicistica scientifica per i beni culturali, siamo una delle principali realtà italiane in questo campo, però abbiamo sempre affrontato in editoria un ambito relativo alla disabilità. Questo aspetto nostro, delle nostre pubblicazioni, nasce da un incontro molto prolifico con Franco Monprezzi più di 20 anni fa. Con Franco siamo diventati amici, abbiamo discusso tanto, lui mi ha completamente aperto alla riflessione verso questo mondo. E poi ha continuato la sua carriera, siamo rimasti sempre amici, poi purtroppo ci ha lasciato. Abbiamo continuato a pubblicare sempre qualcosa, ma no, a parte la mancanza di continuità non c'era un disegno generale unico che è arrivato con la conoscenza di Rodolfo Dalla Mora. Rodolfo ha questa grande capacità di traguardare un orizzonte, sa bene dove deve arrivare la cultura della disabilità, e per arrivarci ha prodotto questi quaderni, queste pubblicazioni che abbiamo pubblicato. E la scommessa è proprio questa: siccome noi nasciamo
questa iniziativa editoriale, per essere più precisi, nasce per il mercato, non abbiamo uno sponsor, qualcuno che ci abbia dato una mano la scommessa è proprio quella, noi cerchiamo di convincere il lettore, un certo tipo di lettore, che può essere chiunque però a questo punto, di approcciarsi a questi testi per conoscere questo mondo, per cambiare la sua visione, la sua cultura verso la disabilità e questa è la vera scommessa anche imprenditoriale dell'iniziativa.